Una furia devastatrice quella di 16 ragazzi tra i 14 e i 18 anni che hanno letteralmente distrutto il multisala Cineplex di Due Carrare. Danni stimabili intorno ai 100.000 euro, quelli che il gruppo di vandali, quasi tutti minorenni, hanno procurato alla struttura in questi 4 mesi di chiusura del cinema, entrando 3 volte e distruggendo tutto quello che gli capitava a tiro, servendosi addirittura di una mazza. Hanno preso a mazzate dei distributori automatici, Sì, non wow. per prendere i soldi, ma proprio per romperli, perché infatti sembrava una cattiveria proprio. E poi la volta dopo che sono venuti, spaccando ovviamente le porte d'ingresso, la porta sopra, hanno finito l'opera, prendendo gli estintori e svuotandoli sulle poltrone delle sale. Dalla vernice spray sui muri, imbrattati, con cui si sono addirittura firmati Baby Gang, alla schiuma degli estintori spruzzata sulle poltroncine. Un accanimento partito ad ottobre dall'ingresso furtivo, forse in cerca di un luogo appartato per bivaccare, di cui a poco sono entrati in possesso, distruggendone l'interno. Dagli uffici di cui hanno scassinato le porte, distrutto computer e scadenzari, ai distributori di snack razziati. Una devastazione che è costata la denuncia ai 16 ragazzi per furto aggravato e continuato e danneggiamento in concorso dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri. Michela e Adriana, che gestiscono la multisala da 6 anni, sarebbero state anche disposte a ritirare la denuncia. Noi avevamo voglia di incontrare i genitori perché pensavamo di poter ritirare la denuncia e di poter, tra virgolette, salvare in qualche modo, solo che i genitori non ci vogliono incontrare, non ci vogliono neanche chiedere scusa e quindi di conseguenza la denuncia è partita, noi ci costituiremo parte lesa. Ma oltre al danno, la beffa avrebbero dovuto riaprire, come da DPCM, il 27 marzo, ma la chiusura sarà fino a settembre, tempo necessario per fare i lavori. In questa condizione non possiamo riaprire prima di settembre. È una cazzata.